è scomparso un grande campione ma anche un grande amico soprattutto. Sì, io ero molto amico di Pietro perché venivo da Varese, dove lui praticamente ha fatto la sua strada, poi sono andato a Torino, insomma lui è stato quello che mi ha subito inserito nel contesto della squadra, dandomi dei consigli anche sicuramente sono molto importanti. Ecco, senta, da allora è cambiato molto il calcio, però questa amicizia rimane a lungo, no? Cioè, nel senso, quei rapporti tra calcio, periodo storico e tutto si cementano negli anni. Beh sì, se c'è un vero rapporto sì, questo è senz'altro, io infatti ero molto amico di Pietro. Poi quando ho saputo che ha cominciato a avere dei problemi, insomma mi sono un po' preoccupato, chiedevo e poi insomma questa notizia non poteva assolutamente mancare perché sarebbe stato gravissimo. Quindi sono qua. Senta, un ricordo sportivo importante che avete vissuto assieme? Quando abbiamo vinto uno scudetto, per me insomma era il primo, lui ne aveva vinte altri, quindi c'era stare con certe persone che sono vincenti, impari a vincere anche tu, e quindi per me è stato molto importante. Siete egregio anche lei qui a Varese per ricordare un grande campione ma anche una grande persona. Era un grande campione e anche un grande amico, quindi insomma quando se ne va uno come Pietro è giusto venire a omaggiarlo, ricordarlo. Senta Molini, una giornata triste, è scomparso un grande campione ma anche un grande amico, no? La mia fortuna Anastasio, perché io giocavo nella Sampdoria e lui giocava nella Juve. Quando giocava a Juventus-Sampdoria perdevamo sempre 5-0 e lui non faceva gol. Poi andavamo a Torino, perdevamo di nuovo 5-0 e lui non faceva gol. Allora quelli della Juve hanno detto compriamo che rompiballe di Morini, così gioca insieme a Anastasio. Ma lui era forte, faceva tanti gol a quei tempi. Senta, qual è un ricordo sportivo ma anche umano che ha lei in particolare? Era una brava persona, era molto attaccata al suo lavoro, alla famiglia, una brava persona in tutti i sensi, era un grande campione. Siete un giorno triste per Varese, per lo sport di Varese, anche per il Varese Calcio direi, no? Lei che ricordi ha di Anastasio? Dei ricordi bellissimi, io ero un ragazzino, mi ricorderò sempre quella partita Varese-Juventus 5-0, facevo la cattapalle, andavo a vedere i suoi allenamenti e poi ci siamo conosciuti bene, una bellissima persona e il picco del Varese gli anni di Anastasio, infatti oggi ricordiamo la sua mancanza e le bellezze del Varese. Senta, lei cosa aveva imparato, se aveva imparato qualcosa da questi campioni quando li guardava da bordo campo? Era un altro calcio il nostro, io dico sempre calcio pulito, che forse oggi non c'è più. Sono imparate più che altro a diventare delle belle persone, perché Anastasia si può dire che era una bellissima persona e ci mancherà tanto.
Chiesa gremita, applausi e tanta commozione tra sciarpe biancorosse e bianconere. Varese e il mondo del calcio salutano così Pietro Anastasi, scomparso venerdì a 71 anni dopo una lunga malattia, la terribile SLA, che gli era stata diagnosticata 2 anni fa dopo essere stato operato di un tumore all'intestino e che lo aveva devastato negli ultimi mesi prima di chiedere la sedazione assistita. Centinaia di persone si sono ritrovate per omaggiare Pietruzzo nella Basilica di San Vittore, a Varese, il paese dove è diventato grande in campo tra il 1966 e il 1968 e dove lascia moglie Anna e i 2 figli, attorno ai quali, tra una folla di amici, compaesani, appassionati e tifosi, si è stretto l'abbraccio di molti protagonisti del calcio tra dirigenti ed ex compagni. Tra gli altri presenti Beppe Marotta, Pavel Nedved, Fabio Capello, Roberto Bettega, Lele Oriali, Claudio Gentile e Carlo Muraro, con la FIGC rappresentata dal segretario generale Marco Brunelli e la Lega Serie A dell'Head of Competition Andrea Butti, mentre Inter, Juve e la stessa FIGC hanno apposto il proprio ronfalone all'interno della chiesa. Lega e Federcalcio al centro anche delle polemiche, del mancato minuto di silenzio sui campi. È vergognoso sia stato tributato un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Serie A, attacca Gentile. La federazione se l'è un po' dimenticata, rincava Muraro.